Nel pomeriggio nella chiesa di Piacenza d'Adige l'addio commosso a Libero Bendini. L'anziano era stato picchiato e rapinato nel 2016. La moglie Rosina è morto chiedendo giustizia. Il presidente del Veneto e i rettori delle università di Padova e Verona siglano l'accordo per l'assunzione di medici specializzanti con contratti di formazione e lavoro. Zaia: con questi e altri strumenti potremo risolvere la carenza di medici. Un bimbo di 5 anni risultato positivo ai test sulla TBC. In arrivo i test Mantù sui compagni. 18enne muore scivolando sul ghiaccio e precipitando in un canalone sul Monte Colli in Cadore. La tragedia sotto gli occhi dell'amico col quale ieri pomeriggio avevano affrontato l'escursione perdendosi. Fanno discutere le frasi che un bambino di 10 anni alle scuole di Cavarzere avrebbe pronunciato: sono pronto a farmi esplodere in nome di Allah, le parole shock su cui stanno indagando i carabinieri. A 3 mesi esatti dalla scomparsa di Samira, la conferma che il marito Mohamed sta per tornare in Italia, il suo avvocato pronto ad ascoltare nuovamente la sua versione dei fatti, ma avverte: se è stato lui dica dov'è il corpo. Lastre di vetro fisse alte 1,20 m a circondare la facciata della Basilica di San Marco per proteggerla in caso di acque alte eccezionali è il progetto ora sottoposto all'approvazione della soprintendenza. Tutto esaurito a Padova per la prima lezione dedicata a Van Gogh, organizzata dal curatore Marco Goldin, che a ottobre porterà in città una grande mostra dedicata al pittore olandese. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. E dunque partiamo dall'addio a Libero Bendini, l'anziano picchiato e rapinato nel 2016 in casa sua da dei banditi davvero senza scrupoli. I funerali a Piacenza d'Adige, la moglie ha detto è morto chiedendo giustizia. La moglie è sempre a fianco alla bara. Rosina ha accompagnato Libero nel suo ultimo viaggio. Il saluto commosso a Ennio Libero Bendini, il 90enne di Piacenza d'Adige. Dal 2016 era in carrozzina dopo essere stato rapinato da una banda di malviventi che lo avevano picchiato selvaggiamente, lui e la moglie, per rubare 300 euro in contanti e qualche gioiello. Non se l'è mai dimenticata e mai l'ha mandata giù. Non voleva morire per vendicarsi. Mi è arrivata tutto un colpo così. Ce l'aveva perché a noi non ci ha dato nessun sostegno, nessuno, e loro là hanno tutto quel che vogliono, pallone, televisione, e invece noi non ci ha aiutato nessuno. I funerali nella chiesa di Piacenza d'Adige, il piccolo paesino della Bassa Padovana, dove i due coniugi hanno sempre vissuto. Da qui, dopo l'agguato dei banditi, hanno deciso di battersi a sostegno delle vittime di rapina. E infatti gli amici Franco Birolo, Graziano Stacchio e la moglie di Walter Onichini hanno deciso di rendere omaggio a Libero. Ma una coppia da cui prendere esempio proprio, perché sempre disponibili e malgrado l'età e gli acciacchi fisici erano presenti e spesso si sono prodigati per gli altri, e questo non deve essere da esempio, appunto. Di recente ho sempre visto la sofferenza di queste persone, non sono mai riusciti a scacciare quegli incubi, quei diavoli che praticamente li tormentavano. Io l'ho visto da quando ha subito, che aveva tutte quelle tumefazioni in volto, e non si è mai ripreso. Adesso almeno avrà trovato la pace. Dal pulpito il parroco ha ricordato il grande senso di comunità di Libero, che ha sempre chiesto giustizia non solo per la sua vicenda, ma per tutti quelli che come lui avevano subito rapine ed aggressioni. Ecco, mi ha molto colpito questo venire insieme, ecco, quasi piccola comunità. Ecco, è un bel messaggio che ho ricevuto e che oggi, ecco, come dire, in qualche maniera faccio rimbalzare, ecco, come invito a me stesso e a tutti noi, ecco, il sentirci sempre vicini, uniti nelle difficoltà. Era sempre in prima fila nei cortei per la legittima difesa, seduto nella sua carrozzina con le forze che venivano meno, ma sempre partecipe con la sua Rosina. Cambiamo tema. Il presidente del Veneto Zaia e i rettori delle università di Padova e Verona hanno siglato a Venezia il protocollo d'intesa che permetterà l'assunzione di medici specializzandi con contratti di formazione e lavoro. Nei piani della regione la carenza di medici potrebbe essere risolta entro i prossimi 2 anni.
Le prime 7 assunzioni, 3 a Verona e 4 a Padova, sono già state effettuate. Altre ne seguiranno perché con la firma del protocollo d'intesa siglato a Palazzo Balbi dal presidente del Veneto Luca Zaia e i rettori delle università di Padova e Verona, Rosario Rizzuto e Pierfrancesco Nocini, l'assunzione di medici specializzandi con contratti di formazione e lavoro diventa sistema. L'organico del Veneto idealmente dovrebbe avere 1300 medici in più. Ricordiamo che in Italia mancano 56.000 medici. Oggi la vera difficoltà è trovare medici. L'ultimo concorso per 80 medici di pronto soccorso ci ha fruttato 3 assunti. Con questo accordo, con i concorsi che stiamo facendo e con le ultime normative nazionali del Ministro Speranza, possiamo dire con tranquillità che in 2 o 3 anni si va a regime. L'accordo siglato con le università coinvolge anche le scuole di specializzazione, con 197 specializzandi del 4º e 5º anno che potranno essere assunti con contratti a tempo determinato a 32 ore, con uno stipendio di 2.300 euro al mese. È un accordo storico perché il Veneto mostra ancora una volta la capacità di fare squadra, di lavorare insieme, riuscire ad affrontare un problema, un'emergenza con una soluzione non di basso profilo ma di altissimo profilo, in cui la soluzione è anche un modello nazionale. Io credo che sia un ulteriore punto d'orgoglio per la nostra regione. Già prima in regione la presenza di specializzandi fuori dalle sedi universitarie stava avvenendo più che nel resto d'Italia. Ora il Veneto diventa un centro pilota a livello nazionale. Sono medici al 4º anno, 5º anno di specialità che le facoltà la nostra facoltà, le scuole di specialità, i direttori valutano in grado di poter avere la massima sicurezza per poter accudire al cittadino, fermo restando che non sono da soli, c'è sempre un tutore. Un bambino di 5 anni è risultato positivo ai test sulla tubercolosi dopo il ricovero in pediatria a Rovigo. Il bambino, seguito negli ultimi mesi in quanto venuto a contatto con un altro caso di TBC, era risultato negativo al primo controllo ma positivo al secondo esame eseguito di routine nei giorni scorsi. Il piccolo è in buona salute, sta effettuando le terapie necessarie. Per quanto riguarda il rischio di infezione per gli altri bambini o altre persone venute in contatto con lui, poiché è stata evidenziata la presenza di rari bacilli della tubercolosi nell'aspirato gastrico, pur in assenza di ulteriori sintomi, a scopo prettamente cautelativo i medici dell'azienda ULS 5 provvederanno a incontrare i genitori degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e a eseguire gli accertamenti previsti dal protocollo regionale per i contatti in caso di tubercolosi. Il protocollo prevede l'effettuazione del test Mantoux, le cui modalità di esecuzione saranno concordate con i genitori. Lutto a Campolongo di Cadore per la morte tragica di Gabriele Comis. Il giovane, 19 anni, il prossimo agosto è scivolato sul ghiaccio durante un'escursione sul Monte Colle ed è precipitato in un canalone per centinaia di metri. Una passeggiata in montagna, un pomeriggio di svago per Gabriele Comis, che ieri con il suo cane e l'amico avevano deciso di raggiungere il Monte Colle percorrendo il sentiero che si prende poco sopra Campolongo, da Baita a Pian de Iusei. Quasi 12 chilometri di cammino con passaggi a cui in questa stagione bisogna prestare attenzione per l'insidia del ghiaccio. E il ghiaccio ha tradito Gabriele, un passo in fallo, forse una disattenzione, l'ha fatto precipitare in un canalone. Il suo corpo privo di vita è stato recuperato nella tarda serata di ieri in località Bosco Nero. L'amico ha cercato di aiutarlo, ma è ruzzolato pure lui a valle, in mezzo al bosco. Con lui però il destino è stato più clemente. Il ragazzo, pur ferito, è riuscito ad alzarsi e a raggiungere il sentiero per il rientro dove ha incontrato i soccorritori. A loro il giovane ha raccontato di avere visto scivolare sul ghiaccio e poi scomparire l'amico Gabriele. L'ho chiamato invano, ma poi sono caduto anch'io, ha detto sotto shock ai soccorritori che si erano messi sulle tracce dei 2 ragazzi nel tardo pomeriggio di ieri, quando le famiglie, non vedendoli rientrare, avevano lanciato l'allarme. I 2 amici erano sulla via del ritorno, ma al sopraggiungere del buio erano rimasti senza pile e al freddo. Attorno alle 22 i soccorritori della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino del Comelico hanno recuperato il corpo di Gabriele, trasportato a spalla fino alla baita a Pian de Iusei e lì affidato al carro funebre. Nell'incidente è morto anche il cane, precipitando nel canalone assieme al ragazzo. Gabriele avrebbe compiuto 19 anni il prossimo agosto, frequentava l'Istituto Fermi di Pieve di Cadore e oltre alla montagna la sua grande passione era il calcio. Tutta Campolongo si è stretta al dolore della famiglia che vive al 105 di Via Nazionale, la strada che attraversa la frazione di Santo Stefano di Cadore.
E ora il caso della mamma padovana che si è data a fuoco ieri davanti al Tribunale dei minori di Mestre perché la figlioletta di 8 anni è stata dichiarata adottabile. La donna, sempre gravissima, è stata trasferita in rianimazione. Per la Presidente della Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza si tratta del gesto di una donna lasciata sola mentre Telefono Rosa invoca la riforma dei tribunali dei minori. È stata trasferita in rianimazione in gravi condizioni la mamma cinquantenne che si è cosparsa di benzina e si è data a fuoco davanti al Tribunale dei minori di Mestre, tribunale che aveva dichiarato nei giorni scorsi adottabile la figlioletta di 8 anni. La donna di origini marocchine, residente a Padova, nel quartiere Torre, ha riportato ustioni profonde di secondo e terzo grado sul 50% del corpo. Sebbene le fiamme siano state spente in pochi secondi, le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da dover essere intubata sul posto dai sanitari del SUEM 118, che l'hanno trasportata all'ospedale dell'Angelo, dove è stato deciso poi il trasferimento al centro Grandi Ustionati di Padova. La prognosi è dunque riservata e decisive saranno le prossime ore. Un caso drammatico che colpisce profondamente l'opinione pubblica, ma anche il gesto di una donna sola di cui le istituzioni non hanno saputo comprendere il dolore e a cui non hanno saputo offrire alcun sostegno, secondo Antonella Veltri, presidente della Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza, a dire. Allontanare i figli dalle madri, prosegue, collocarli in istituto dovrebbe essere la soluzione estrema, invece viene adottata sempre più spesso dai servizi sociali. Speriamo che questa vicenda spinga le istituzioni a rivedere le prassi che adottano. Ma la cinquantenne, stando al padre della piccola e alle vicende giudiziarie che li avevano visti protagonisti, non era nuova a comportamenti estremi. Questa relazione ha durato per un anno e mezzo. È nata una bambina in cui io circa 3 anni fa dopo l'ho riconosciuta. La bambina è sempre cresciuta non mancandogli assolutamente niente. I miei familiari sono venuti a sapere dell'accaduto, sono venuti a sapere di questa cosa e siamo qua, ecco. Il 69enne di Casier racconta di rapporti via via degenerati, chiamate, incursioni a casa e sul posto di lavoro, minacce, ben 4 le denunce di stalking da parte del padre della piccola. Infine la bambina era stata tolta alla madre e in questo quadro il padre non se l'è sentita di chiederne l'affidamento. Sarebbe una cosa peggiorativa per la bambina perché se la madre me la trovo fuori di casa dovrei ogni volta chiamare le forze dell'ordine, la bambina come crescerebbe? I fatti di ieri potrebbero cambiare gli scenari futuri, ma se dovesse essere confermata la strada dell'adozione, il 69enne non vuole comunque perdere il legame con la figlia. Io alla bambina sono affezionato, l'ho vista anche oggi, da mezzogiorno all'1:30 e sono felice di averla vista. Io ho chiesto al tribunale di non perdere la bambina perché io la bambina voglio continuare a vederla. Spero che il tribunale tenga conto di questa mia richiesta volontà. A 3 mesi dalla scomparsa di Samira arriva la conferma che il marito Mohamed, accusato del suo omicidio, sta per tornare in Italia. Il suo avvocato è pronto ad arrivare a Stanghella per ascoltare nuovamente la sua versione dei fatti. Presumo che sia veramente questione di ore, insomma, che perché il termine è di 10 giorni massimo, per cui oggi sono 8 giorni, quindi stiamo parlando proprio di questi giorni, quelli del rimpatrio. L'avvocato Pizzi ha sentito telefonicamente Mohamed in 2 occasioni e nelle scorse ore il 40enne marocchino ha confermato la sua imminente partenza dalla Spagna per essere rimpatriato in Italia. Al suo rientro a Stanghella il marito di Samira dovrà spiegare molte cose, a partire dalla presenza del suo cellulare la notte della scomparsa della moglie nei campi vicino a Solesino. Il telefonino che si muove da solo di notte e va nei campi, insomma, non è certamente una cosa plausibile, per cui è ovvio che qualsiasi spiegazione, qualsiasi giustificazione dovesse dare deve essere verosimile, ecco, perché evidentemente se non c'è ragionevolezza in quello che si sostiene è meglio non sostenerlo. Nelle brevi telefonate con il suo legale, Mohamed ha detto di essere andato in Spagna per cercare Samira. Sostiene che sia recato in Spagna perché lì gli era stata segnalata la presenza di Samira e che quindi non voleva lasciare nulla di intentato, e a suo dire era già pronto per rientrare in Italia quando venne fermato, tanto vero che lui dice che quando venne fermato aveva in tasca un biglietto per il rientro in Italia. Molti dubbi e tante risposte da dare. L'avvocato Pizzi però è chiaro, la posizione del suo assistito si è aggravata molto, nonostante Mohamed continui a proclamarsi innocente. Se invece, mettendolo di fronte all'evidenza che la procura ha raccolto, questo non dovesse essere confermato, ovvero Mohamed dovesse essere realmente colpevole
di quello che è successo a Samira, io direi che in questo caso è inevitabile un gesto di umana pietà verso Malika, verso la famiglia di Samira, e farlo ritrovare il corpo. Fanno discutere le frasi che un bambino di 10 anni avrebbe pronunciato alle scuole di Cavarzere. Sono pronto a farmi esplodere il nome di Allah, le parole shock su cui stanno indagando ora i carabinieri, frasi da non sottovalutare per il sindaco che chiederà un incontro alla dirigente scolastica. Estremismo in famiglia o provocazione infantile. Certo non sono passate inosservate le frasi usate da un bambino di 11 anni alle scuole di Cavarzere, che prima avrebbe riferito di voler andare in Siria, dallo zio combattente, poi addirittura di essere pronto a farsi esplodere in nome di Allah. Intendimenti che una compagna di classe del ragazzino ha poi riferito alla madre, che a sua volta l'ha raccontato sui social, facendo diventare la storia virale e muovendo gli stessi carabinieri, che stanno procedendo con tutte le cautele del caso trattandosi di minori. La donna su Facebook ha raccontato quanto riferito dalla figlia, chiosando il tutto con un'ironica benvenuta integrazione. Per il primo cittadino di Cavarzere la vicenda merita tutta l'attenzione possibile. Comunque sia, anche se, torno a ripetere, la comunità è sempre stata una comunità tranquilla, non si può prendere le cose alla leggera, insomma, quindi sono cose molto delicate, quindi è opportuno fare tutte le verifiche del caso. Usa parole di fuoco dalla Lega Pier Francesco Munari, candidato sindaco proprio a Cavarzere. Verifichiamo chi ospitiamo a casa nostra e se non condivide i nostri valori e i nostri principi che vadano altrove. L'invito. A sua volta il sindaco attuale vuole vederci chiaro e annuncia di voler incontrare la dirigente scolastica. A stretto giro sicuramente chiederò un incontro con la dirigente scolastica per fare un passaggio interno e capire cosa può essere successo e capire se effettivamente qual è l'entità del problema. Ora ci fermiamo per un piccolo break, rimanete con noi. Eccoci di nuovo in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Lastre di cristallo per proteggere la Basilica di San Marco dall'acqua alta, questo l'avveniristico progetto presentato alla sovrintendenza. A spiegarcelo il procuratore Campostrini, a Chioggia invece test in corso per il Mose alle Bocche di Porto. Un fortino di cristallo capace di proteggere uno dei tesori più preziosi al mondo è l'ambizioso progetto che la Provveditoria di San Marco ha sottoposto in questi giorni alla Soprintendenza ai Beni Culturali e al Provveditorato delle Opere Pubbliche. Lastre di vetro fisse, alte 1,20 m, a circondare la facciata della Basilica di San Marco, un progetto milionario ma sostenibile, come conferma il procuratore Pierpaolo Campostrini. L'intervento è valutato in circa 3,5 milioni di euro, che non è una cifra molto grande se si pensa a quello che è il valore immenso della basilica che verrebbe preservato. Si tratta quindi di sostituire i parapetti in ferro che già esistono per tenere lontani i visitatori dalle mura esterne con lastre dal materiale innovativo sviluppate accanto alla stazione sperimentale del vetro di Murano. Con dei parapetti che siano impermeabili e che quindi impediscano all'acqua di arrivare dalla piazza verso la Basilica. E se a Venezia si studiano misure eccezionali per San Marco, a Chioggia, primo giorno di test per le 9 paratoie al nord delle Bocche di Porto, lo stesso sindaco Alessandro Ferro è ancora in attesa degli esiti dell'operazione, che sarà comunque bissata domani sulle paratoie a sud, quelle che guardano a Sottomarina, e di Mose si parlerà nel comitatone convocato in prefettura alle 12 per fare il punto sul cronoprogramma. Stiamo monitorando il sollevamento delle paratoie proprio per capire se c'è un futuro per quest'opera e speriamo appunto che possa andare tutto bene e che si possa salvare Venezia dalle future acque alte. Altre verifiche, ma sotto stress, saranno effettuate non appena il meteo sarà avverso, non solo a Chioggia, quindi si attende il mare mosso. Una via Almirante a Verona davvero o povera strada? È la prima reazione affidata all'agenzia ADN Kronos della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla deportazione nazista e alla Shoah. La notizia che il Consiglio Comunale di Verona ha votato una delibera per intitolare una strada a Giorgio Almirante, storico leader dell'MSI e della destra nazionale. Mi chiedo se sia lo stesso comune che concede a me la cittadinanza onoraria e poi intitola una via ad Almirante. Si mettano d'accordo, le due scelte sono di fatto
incompatibili per storia, etica e logica. La città di Verona democraticamente faccia una scelta e decida ciò che vuole, ma non può fare due scelte che sono antitetiche l'una all'altra. Questo no, non è possibile, così ha detto Segre. Intanto l'associazione veronese La Città che Sale ha chiesto al prefetto della città scaligera di non autorizzare la delibera approvata dalla giunta comunale per l'intitolazione di una via. Lo avete sentito a Giorgio Almirante. Si allarga il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in regione, ma aumentano anche le frizioni con l'alleato leghista. Le divisioni scoppiate in alcuni comuni al voto potrebbero potenzialmente avere conseguenze anche a livello regionale. Alle ultime elezioni regionali, Fratelli d'Italia aveva eletto un consigliere, Sergio Berlato. Con l'ingresso nelle sue fila di Andrea Bassi e Stefano Casali, consiglieri di centrodestra Veneto, Autonomia e Libertà, a qualche mese dalla fine della legislatura, Fratelli d'Italia è diventata di fatto la quarta forza politica del Consiglio regionale, se si sommano anche Massimo Giorgetti ed Elena Donazzan, che sono entrati nel partito mantenendo i rispettivi gruppi consigliari. Un allargamento che, secondo Ignazio La Russa, è supportato anche dalle intenzioni di voto, ma anche una crescita che sembra mettere in concorrenza i partiti di Giorgia Meloni e Matteo Salvini in una sorta di derby interno al centrodestra, anche a livello locale e regionale. Certi che esistono, per carità, sempre, certi piccoli provincialismi, certe conflittualità locali ci possono stare, ci stanno, ma se uno le guarda con un po' di distacco si accorge che sono niente in confronto a ciò che ci unisce, a ciò che insieme vogliamo realizzare. Il caso però appare superiore ad una bega locale e potenzialmente in grado di influenzare le prossime regionali. A Castelfranco e a Spresiano, Fratelli d'Italia sfida apertamente la Lega nelle elezioni comunali, tanto che il commissario provinciale del Carroccio, Gianangelo Boffa, ha perso la pazienza e messo in dubbio l'alleanza da Treviso a Venezia. E va bene, lui vuol dire che non le farà lui, le farà Salvini, che vuoi che ti dica. Ma la Lega fa paura alla crescita di Fratelli d'Italia? No, io spero di no, ripeto, lo dico in continuazione. Oggi, il sondaggio di oggi prendiamo, dà in crescita sia la Lega sia Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia oltretutto sta crescendo anche prendendo voti fuori dal centrodestra, ma se ne prende e ne prende qualcuno dentro il centrodestra non di Fratelli d'Italia, sono voti che altrimenti magari finirebbero fuori dalla nostra coalizione. Addio al filosofo Emanuele Severino, tra un mese avrebbe compiuto 91 anni, è scomparso il 17 gennaio scorso, l'annuncio oggi a funerali avvenuti per sua stessa volontà. Severino, dopo aver insegnato all'Università Cattolica, venne chiamato all'Università Ca' Foscari di Venezia, è stato tra i fondatori della Facoltà di Lettere e Filosofia e per molti è stato docente di filosofia teoretica. Ha poi diretto fino all'89 l'Istituto di Filosofia, insegnando anche logica, storia della filosofia moderna e contemporanea e sociologia. Nel 2005 l'Università Ca' Foscari lo ha proclamato professore emerito. Unanime cordoglio del mondo accademico per la scomparsa del grande filosofo, ci ha lasciati un grande protagonista del mondo della cultura e dell'Accademia italiana e internazionale e uno dei nostri professori più amati. Sono le parole del rettore di Ca' Foscari, Michele Bugliesi. Emanuele Severino è stato uno dei pensatori di maggior rilievo della filosofia italiana del Novecento e la sua vasta opera era nota in tutto il mondo. A nome di tutto l'Ateneo, conclude, esprimo il mio più sentito cordoglio ai familiari. Tutto esaurito al San Gaetano per la prima lezione dedicata a Van Gogh, organizzata dal curatore Marco Goldin, che a ottobre porterà a Padova una grande mostra dedicata al pittore olandese. Lunghe file al San Gaetano per la prima lezione dedicata a Van Gogh, che dà ufficialmente avvio alla galassia di eventi collegati alla grande mostra organizzata dal critico trevigiano Marco Goldin e in programma a Padova ad ottobre. Tutti esauriti i 250 posti dell'Aula Magna del Centro Culturale per ascoltare il curatore, in prima fila anche il sindaco di Padova Sergio Giordani. La prima lezione è dedicata al tema dell'artista, del pittore come eroe, ed è un po' l'introduzione a tutta la mostra, quindi dietro a questo concetto, a questa idea così del pittore che anticipa il futuro è costruita tutta la mostra. Intanto la mostra Van Gogh, i colori della vita, fa registrare già numeri da record. In appena pochi giorni di apertura straordinaria di prevendite sono già stati venduti oltre 5.000 biglietti. Un esperimento per la linea d'ombra che per la prima volta ha deciso di anticipare con un'apertura straordinaria la prevendita ufficiale che sarà invece ad aprile. Ma le novità non sono finite qui, perché in Olanda al Museo Kröller-Müller di Otterlo, dopo aver annunciato una settimana fa l'arrivo di 125 opere, Marco Goldin è riuscito ad ottenere anche il prestito di un altro capolavoro. Questa volta si tratta del maestro del post-impressionismo Paul Signac. Beh, non è detto che non siano anche di più, perché sto lavorando ancora a 2 o 3 prestiti, quindi potremmo anche
forse arrivare anche verso le 130 opere, comunque diciamo che sarà un numero compreso fra 125 e 130. Questa sera 20:10 dopo i nostri telegiornali si parlerà di politica perché ospite in studio sarà Gianangelo Boff, commissario provinciale della Lega di Treviso. A me non rimane che salutarvi, mi fermo qui, vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Anticiclone in ulteriore rimonta, bel tempo su tutto il territorio e così l'inverno tornerà a latitare. Il dettaglio di mercoledì 22 gennaio. Sul Veneto la giornata risulterà stabile con ampio soleggiamento. Sarà in prevalenza sereno con ottima visibilità in montagna e con probabili foschie o locali nebbie in pianura, specie nelle ore più fredde della giornata. Temperature minime fino a -4 gradi, valori massimi invece fino a 9 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso, vedete, su tutti i settori. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, massime tra 8 e 10 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sole prevalente su tutti i settori con al massimo poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, valori massimi tra 7 e 8 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.